La prima giornata di zona rossa ad Agrigento sembra silenziosa e deserta. La città si è svegliata in una mattinata calda e solare e nelle ore pomeridiane si è rivelata poi fredda e piovosa. Le strade del centro sono silenziose, pochissime le auto che circolano mentre molti preferiscono la corsetta, la passeggiata ed altri ancora la bici. In giro pochissime persone, quasi tutte sono in tute, scarpe da ginnastica, alcune col cane al guinzaglio. Una situazione davvero strana in un momento di grande preoccupazione. Sono quasi 200 i positivi in città, un numero altissimo, mai è stato così alto nella nostra città. 8 dei quali sono ricoverati in ospedale, 2 in hotel Covid e 190 sono invece in trattamento domiciliare. In ogni caso bisogna mantenere alta la guardia. Non si comprendono bene le differenze della zona rossa con divieti di mobilità imposti dal decreto Musumeci, ancora più restrittivo di quello nazionale, che si scontrano per alcuni versi con il DPCM targato Conte, che consente misure più flessibili, tipo andare nelle seconde case, far visita ai defunti ed altro ancora. Il territorio è presidiato dalle forze dell'ordine schierate agli incroci delle strade principali. In Sicilia, in aggiunta alle forze dell'ordine, la presenza dei giovani militari dell'esercito che effettuano controlli sulle poche auto di passaggio da Piazza Marconi. Il sindaco Miccichè ha effettuato un blitz a Porta di Ponte dopo aver chiesto maggiori controlli agli uomini della polizia municipale, con Franco Miccichè il comandante di Giovanni e numerose pattuglie che hanno eseguito controlli a tappeto. Anche questa volta il sindaco ha invitato la popolazione agrigentina alla massima cautela, a rimanere a casa il più possibile ed a rispettare le solite puntuali prescrizioni. L'appello è il buonsenso, naturalmente la risposta forse limitata rispetto a come ci aspettavamo è dovuta anche al fatto che, vista l'ordinanza che io ho emesso per la chiusura delle scuole queste 2 settimane, naturalmente lo screening si fa diradando e la gente magari sta approfittando con tempi più lenti, poter comunque accedere al tampone rapido. Domani ci sarà un tavolo tecnico convocato sul signor Questore per chiedere alcuni punti di ordinanza del Presidente Musumeci che in alcune parti contrasta con il DPCM del 14 gennaio per focalizzare alcuni aspetti che vanno ulteriormente approfonditi. Cosa si può fare? L'ordinanza di Musumeci, che è più restrittiva del DPCM, prevede espressamente che si possa andare in farmacia, nelle parafarmacie e dai tabaccai, poi rinvia a delle attività con il codice Ateco 56.3 e 47.25. Ne approfitto per specificare che le attività con codice Ateco 56.3 sono i bar senza cucina, invece le attività con il codice Ateco 47.25 sono le attività di vendita al dettaglio di bevande. Poi l'ordinanza ministeriale rinvia all'allegato 24 DPCM 14 gennaio, che sono le attività inerenti ai servizi alle persone. Tali sono le lavanderie, le onoranze funebri e poi ci sono anche le edicole e un'altra attività che per il momento non mi sovviene. Le sanzioni cosa prevedono? Le sanzioni prevedono, per quanto riguarda i locali, anche la chiusura delle attività per i 5 giorni e più una sanzione amministrativa da 400 euro a salire.